Recuperata la coppia di escursionisti spagnoli che da 3 giorni si trovava in parete sulle 3 cime di Lavaredo, rifiutava sistematicamente i soccorsi rischiando la vita. Credevamo di essere vicini alla vetta, hanno detto. Dalla comunità di Longarone agli amici di Chirignago il lutto e le lacrime per le 2 vittime delle tragedie di ieri sulle strade della montagna, il 19enne Cristian Palazzolo e il 62enne Vanni Agiollo. Per anni avrebbe truffato la sanità vicentina e evaso il fisco. Un medico di Vicenza la finanza ha sequestrato oltre 89.000 euro dal conto in banca. Fingevano di dover pagare con un bonifico online, ma invece erano loro a prelevare una somma di denaro dal conto corrente del malcapitato. 2 fratelli nomadi e la madre arrestati a Padova. Nuovo attacco del PD alla Regione sugli aumenti dei canoni ATER. In Consiglio chiederanno la sospensione del provvedimento. La replica del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti: voi difendete i furbetti. Dallo sfogo di Zaia e Salvini alla festa della Lega con Selve, il voto 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, l'autonomia dimenticata, stasera alle 21.15 torna Ring. Il nostro sondaggio: vi piace un governo PD 5 Stelle? Nuovi attacchi del lupo in altopiano, i predatori agiscono senza problemi anche di giorno, il caso Enego, rabbia e paura. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in apertura l'avete visto e sentito dai titoli l'incredibile vicenda della coppia di escursionisti che da 3 giorni si trovava bloccata sulla parete delle 3 cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore, rifiutando però per 2 volte i soccorsi che volevano salvarli. Alla fine sono stati prelevati dopo un'altra giornata con il fiato sospeso, ma le polemiche evidentemente su questa vicenda sono appena iniziate. Ha seguito per noi l'evolversi ora per ora della situazione la nostra Tiziana Bolognani, che sentiamo in diretta telefonica. Tiziana. Sì, buonasera, tutto è bene quel che finisce bene, ma questa incredibile vicenda del recupero di una coppia di alpinisti spagnoli che pur in difficoltà per 2 giorni hanno rifiutato i soccorsi ha dell'incredibile. A questo punto sarebbe interessante conoscere l'ammontare della fattura che verrà loro addebitata per 2 voli dell'eliambulanza andati a vuoto per una ritrosia incosciente e inconsapevole dei rischi in capo a tutti, a loro principalmente e ai soccorritori, non dimentichiamocelo. Ripiloghiamo la vicenda che è iniziata sabato sera con la richiesta al 118 dei 2, 45 anni lui, 36 lei, di Barcellona. Dopo una notte passata alle Addiaccio a metà della via Cassin sulla cima ovest di Lavaredo, la coppia aveva rifiutato il recupero con l'elicottero per proseguire autonoma nella scalata, ma avevano raggiunto una cengia alta, si erano trovati nuovamente in difficoltà e avevano chiesto informazioni sul rientro. I soccorritori gli hanno spiegato dove si trovavano esattamente e cosa avrebbero dovuto fare, invitandoli a non mettersi in condizioni di rischio, dato che avevano già passato una notte in parete. Nel frattempo in ansia rifugio a Auronzo i genitori di lui, con la madre colta da malore ieri mattina per l'agitazione. Oggi i soccorritori hanno mandato un messaggio al rosciatore per sapere come stavano, ma non hanno ricevuto risposta e perciò è stato chiesto ai genitori del ragazzo, dell'uomo, se volevano che l'elicottero intervenisse per una seconda perlustrazione. Risposta affermativa è intervenuta l'eliambulanza di Treviso, che ha imbarcato il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza per indirizzare l'equipaggio sulla via. Appena individuati, anche questa volta, pur essendo poco distanti da dove si trovavano ieri sera e malgrado il tempo in peggioramento, gli scalatori hanno rifiutato di essere imbarcati e l'elicottero è rientrato. Più tardi l'uomo ha iniziato a mandare foto degli ancoraggi e della vista della cima grande di Lavaredo per far capire la propria posizione e per avere indicazioni, ma su sollecitazione a chiedere subito l'intervento del 118, l'alpinista non ha più risposto e questo pomeriggio attorno alle 16, grazie a un varco nella nebbia, l'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano si è avvicinato alla parete della cima ovest di Lavaredo a 2750 metri di quota, dove erano bloccati gli alpinisti, che sono stati finalmente recuperati, sono in buone condizioni di salute. E quanto ai rifiuti, si sono giustificati sostenendo la convinzione di essere oramai arrivati in vetta, mentre in realtà mancavano ancora un paio di tiri, cioè un'ottantina di metri in tutto, abbastanza impegnativi. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani per averci raccontato questa vicenda davvero incredibile e, come dicevamo, le polemiche sono appena all'inizio. Intanto, a proposito di tragedie in escursione, lo ricorderete, il 27enne lombardo di Mantova, morto nel Veronese e venerdì sera era stato ritrovato nella tarda serata il corpo. Ebbene, aveva postato un video su Facebook, sui social, poco prima di morire quel ragazzo, un video nel quale il giovane profetizzava drammaticamente la sua fine.
Nel caso andasse tutto male, e qua mi faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alla quale ho fatto del male, chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo il mio amico. Va bene ragazzi. La mano alzata per salutare, poi il messaggio è terminato, un filmato che Gabriele Puccia, 27 anni, fisioterapista di Mantova, aveva postato sui social. Era andato a fare un'escursione in Val Sorda nel Veronese, aveva parcheggiato la macchina ma non si ricordava dove e poi lui stesso aveva ammesso che il suo abbigliamento era inadeguato alla gita. Immagini che suonano ora come una tragica profezia, fatto forse un po' per scherno ma che poi si è trasformato in una drammatica realtà. Invece di salire verso il ponte, dice il 27enne, sto scendendo lungo la vallata finché c'è bel tempo, vado avanti e magari trovo la via del ritorno. Ma indietro Gabriele non è più tornato, è precipitato dopo aver registrato il video, ora in mano agli investigatori, a trovarlo il soccorso alpino. E proprio in queste ore sarà effettuato l'esame autoptico sul corpo del fisioterapista. Un tragico incidente, ma perché, si chiedono ora gli amici, non ha pensato di chiamare con la poca carica che ancora aveva i soccorsi? Tante domande a cui nessuno ora potrà più rispondere. Forse pensava di riuscire a tornare, non era pratico come lui stesso aveva detto di queste escursioni e sicuramente non pensava alle 1000 insidie che la montagna può creare. Gabriele è morto così, fra i boschi, in una montagna che non conosceva ma che aveva avuto il coraggio di affrontare, lasciando in quel video parole di un addio che in realtà non avrebbe mai voluto diventassero vere. Nel corso della mia vita giustamente me ne sbatto, va bene. Questo dunque è il video davvero agghiacciante se si pensa che poi il giovane, purtroppo, il povero ragazzo, ha perso la vita. Adesso parliamo della politica, perché avete visto e vedete in sovraimpressione, lo continuerete a vedere il nostro sondaggio. Adesso vi spieghiamo tutto, è una giornata importante questa, forse sono ore decisive per la creazione travagliata del nuovo governo dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, convocati peraltro in queste ore dal Premier incaricato Giuseppe Conte per fare il punto sul programma e in attesa del discusso voto dei pentastellati sulla piattaforma Rousseau. Peraltro la polemica adesso è sul fatto che sulla scheda del voto su Rousseau il no precede il sì alla formazione del governo. A proposito di no e sì, allora noi vi chiediamo con il nostro sondaggio telefonico che lanciamo in questo telegiornale, che continuerà nel telegiornale di Venezia, in quello di Treviso e poi ancora a seguire, continuerà fino a Ring nella trasmissione poi in prima serata dove avremo l'esito finale del vostro sondaggio. Vi chiediamo, come vedete in sovraimpressione nasce il governo PD Movimento 5 Stelle, vi piace? Come sempre lo ricordiamo, il vostro parere è gratuito, uno squillo gratuito e lo potete fare allo 0422 162 6691 se il vostro parere è sì, lo vedete in verde, oppure 0422 162 6690 se il vostro giudizio invece sul futuro governo PD Movimento 5 Stelle è negativo. Dunque ripetiamo che il sondaggio è gratuito e continuerà, appunto, potete chiamare in qualsiasi momento, il risultato lo avremo nel corso di Ring, il talk show, a partire dalle 21:15. Intanto sul fronte del nuovo governo, sul fronte autonomia, dure parole oggi del ministro per l'autonomia Erika Stefani, che a proposito della riforma mancata ha attaccato il premier incaricato e i pentastellati. Sull'autonomia, ha detto Stefani, il Movimento 5 Stelle prima e Conte poi si sono messi di traverso per non concedere alle regioni quanto previsto dalla Costituzione. Il 15 febbraio, continua Stefani, avevo già chiuso i lavori, evidenziando i nodi politici rimasti. Abbiamo fatto più di 100 incontri, ho avanzato varie proposte, trovando dall'altra parte sempre solo rinvii, anzi muri. Barbara Lezzi, continua Stefani, che per il Sud ha fatto più proclami che fatti, è costretta a inventare qualunque scusa per sviare l'attenzione, mentre farebbe meglio ad ascoltare gli elettori 5 Stelle schifati dall'abbraccio mortale con il PD. Parole molto molto dure, ma comprensibili, insomma, da parte del Ministro per le autonomie, che vede, insomma, scivolare via e questa autonomia del Veneto a lungo cercata ma ancora una volta dimenticata. Adesso lasciamo da parte la politica, mentre potete continuare come sempre a rispondere a questo sondaggio con lo squillo che ricordiamo è gratuito. Torniamo alla cronaca. Le due tragedie di ieri sulle strade della montagna, due storie diverse, accomunate purtroppo dal dramma di due vite spezzate, a partire dal 19enne di Longarone Cristian Palazzolo. Ci sono 4 feriti gravissimi, gli amici che erano con lui, e c'è anche la voce, il cordoglio della comunità di Longarone.
è il destino forse su quello non possiamo sicuramente fare calcoli, però almeno facciamo di tutto affinché i nostri ragazzi non debbano morire in questa maniera. Il tragico appuntamento col destino per Cristian Gabriele Palazzolo, 19 anni appena compiuti, si è materializzato ieri mattina, 10 minuti prima delle 7, alle porte di Belluno. Cristian e i suoi 4 amici, tutti fra i 17 e i 25 anni, stavano rientrando a casa a bordo di una Fiat 500 Abarth. D'un tratto lo schianto tremendo su uno dei platani che delimitano la strada nella zona dell'aeroporto. L'auto si è capottata nel prato e per il 19enne non c'è stato scampo. Ci sono volute le cesoie idrauliche per liberare i ragazzi intrappolati. Una ragazzina di 17 anni da poco tempo residente a Ponte nelle Alpi con la famiglia versa in condizioni disperate all'ospedale di Treviso, dove è ricoverata in rianimazione come l'amico, poco più che ventenne, che si trovava al volante della 500. A Belluno è ricoverata l'altra coppia di giovani, rispettivamente di 25 e 17 anni. Notizie del genere purtroppo ne sentiamo quasi ogni fine settimana, purtroppo stavolta ha colpito noi, ha colpito una nostra famiglia, ha colpito nostre famiglie bellunesi, quindi ci sentiamo profondamente vicini a tutti loro. Il primo cittadino di Longarone conosceva bene Cristian Gabriele Palazzolo, che lavorava nel settore edile e per diversi anni aveva militato nella squadra rugby Alpago. Lo vedevo quasi tutti i giorni passare insieme al fratello e altri amici, e il mio pensiero va sicuramente a chi resta, ovviamente, quindi ai genitori, ai fratelli, agli amici, perché a 20 anni non si può morire in questa maniera. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale sulla base di rilievi eseguiti dalla Polstrada, che sta ricostruendo dinamica e cause dell'incidente. Il pensiero del primo cittadino di Longarone alle famiglie e ai giovani. Ieri ne ho incontrati tanti, a tutti ho cercato di dire che questa tragedia deve insegnare almeno ad andare piano in macchina, attenti, non bevete quando vi mettete alla guida, almeno cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per essere con la coscienza in pace. E poi c'è l'altra vittima, il 62enne Vanni Agiollo, il commerciante di Chirignago, che invece ha perso la vita in sella alla sua amata moto. C'è sgomento ed incredulità per la morte di Vanni Agiollo, il titolare della macelleria di via Trieste a Chirignago, frazione del comune di Venezia. L'incidente ha creato sconcerto tra i quanti lo conoscevano. Una persona mite e gentile, scomparsa ieri mattina in un mortale con la motocicletta mentre percorreva i tornanti del passo San Pellegrino in provincia di Belluno. La dinamica è al vaglio dei soccorritori arrivati sul luogo della tragedia. Da una prima sommaria descrizione dell'accaduto, il potente mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per impattare l'auto dove viaggiava una famiglia con 4 persone a bordo di Trieste. Sì, lo conoscevo molto bene, una persona favolosa, non ci sono parole. Veramente una bravissima persona. Ma si è capito cosa è successo? No, non si sa ancora. Sembrerebbe che la corsia apposta. Eravamo miei 40 anni che lo conosciamo. Che lo conosciamo. Sì, una persona, guardi, tutta la famiglia, una persona. Non ci sono parole, ecco. I 4 che viaggiavano nell'auto invece sono stati trasportati al pronto soccorso di Agordo per accertamenti sanitari in stato confusionale e sotto shock. Per anni avrebbe truffato la sanità vicentina ed evaso il fisco. Un medico di Vicenza, la Guardia di Finanza, ha sequestrato oltre 89.000 euro dal conto in banca. Guardiamo perché. Un ginecologo vicentino di 63 anni si è visto sequestrare dalla Guardia di Finanza 89.200 euro dal conto corrente bancario. Secondo le Fiamme Gialle, che lo hanno denunciato alla Procura di Vicenza per truffa aggravata, il professionista avrebbe guadagnato questa cifra in modo illecito dal 2010 al 2016, dichiarando di svolgere attività professionale solo occasionalmente. In realtà prestava servizio in 2 centri medici privati e, secondo quanto scoperto dai finanzieri, per oltre 25 ore settimanali. Il problema è che il ginecologo era legato a un rapporto in convenzione con il servizio sanitario presso l'ULS 8 distretto di Arzignano e aveva dichiarato di lavorare in proprio per non più di 5 ore settimanali, per non incorrere nella riduzione dei pazienti da assistere e dei relativi compensi. I finanzieri di Vicenza hanno invece accertato che l'uomo ogni anno avrebbe effettuato centinaia di prestazioni sanitarie, per le quali, tra l'altro, non avrebbe emesso le ricevute, che non sarebbero state quindi registrate né dichiarate, realizzando così anche una significativa evasione fiscale.
Il giudice per le indagini preliminari ha quindi autorizzato contro il 63enne medico la confisca della somma direttamente dal suo conto corrente in banca. A Padova invece scoperta una cosiddetta truffa a rovescio, truffa al contrario. L'ha scoperta la squadra mobile di Padova, sono stati arrestati 2 fratelli e anche la loro madre. Fingevano di dover pagare con un bonifico online, ma invece erano loro a farsi pagare prelevando la somma di denaro dal conto corrente del malcapitato. Il sistema è quello della cosiddetta truffa al contrario, migliaia le persone truffate raggirate in tutta Italia. La squadra mobile di Padova però è riuscita ad individuare una banda specializzata, 2 fratelli, Lukas e Morgan Udorovic, e la madre Fatima Alilovic, nomadi residenti in una roulotte a Vigo d'Arzere. I 3 contattavano le persone che mettevano nei siti e nei giornali annunci di vendita, si fingevano interessati all'acquisto, ma poi tramite uno stratagemma erano loro a carpire i dati del conto corrente e a prelevare l'importo. Davano delle indicazioni che in realtà erano sbagliate, erano indicazioni che invece di consentire di ricevere il prezzo del bene messo in vendita serviva per caricare la loro carta postpay. L'indagine è partita dalla segnalazione di un richiedente asilo nigeriano alla polizia di Padova. Il ragazzo era stato contattato dai 2 fratelli Udorovic con la promessa di un lavoro. I 2 gli avevano fatto aprire un conto corrente postale, salvo poi requisire la PostePay che serviva per derubare i truffati. I 2 però erano stati immortalati dalle telecamere dell'ufficio postale mentre accompagnavano il ragazzo ad aprire il conto corrente, e così sono stati incastrati. Centinaia le persone truffate in tutta Italia, somme mai altissime, sempre tra i 100 e i 2.000 euro. Ma tante da fruttare un bel gruzzolo alla famiglia Rom, finita in carcere con l'accusa di truffa e riciclaggio. I soldi infatti dalle PostePay finivano poi nel conto corrente della madre Fatima Alilovic, già arrestata e rimessa in libertà a Ferragosto per aver scroccato corrente elettrica all'Enel per ben 14 anni grazie ad un collegamento abusivo alla sua casa prefabbricata. Rivediamo il sondaggio che abbiamo lanciato all'inizio del telegiornale. Nasce il nuovo governo PD Movimento 5 Stelle, vi piace? 0422 162 6691 se il vostro giudizio è positivo, 0422 162 6690 se il vostro giudizio è negativo. Come sempre la chiamata è gratuita, il sondaggio prosegue nei prossimi telegiornali. Adesso un breve momento di pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto. Ripartiamo dal caso di aumento dei canoni Ater, nuovo affondo oggi, lo scontro continua, da una parte l'attacco del Partito Democratico regionale. 15 milioni e mezzo che con questa legge Zaia chiede in più agli inquilini onesti, anziani e pensionati che sono nelle case popolari del Veneto. I consiglieri regionali del PD annunciano battaglia durante il prossimo Consiglio domani a Palazzo Ferrofini. Questi i numeri che inquadrano la situazione degli aumenti dei canoni degli alloggi popolari dopo l'entrata in vigore della legge regionale. Secondo il PD questa misura non serve a sanare i furbetti delle case Ater, ovvero coloro che vivono nelle case popolari pagando affitti bassi pur non avendone i requisiti, ma come unico effetto quello di penalizzare i pensionati. Non nascondiamoci dietro la questione dei furbetti o furboni che siano, che devono lasciare questi alloggi. Noi siamo qui a dire che questa legge ha un impatto negativo sulle persone oneste, soprattutto anziani e pensionati con pensioni minime. Molti pensionati hanno da parte i risparmi di una vita che potrebbero servire per una badante o per le spese mediche, e invece proprio a causa di questi risparmi si vedono aumentare il canone d'affitto. La richiesta del PD è quella di prendere ad esempio quanto fatto da un'altra regione a guida Lega. La Lombardia ha da alcune settimane a questa parte annullato il canone di locazione per chi ha più di 70 anni, cioè pagano zero. Qui invece stiamo chiedendo praticamente a tutti gli inquilini 15 milioni in più di canone rispetto alla legge precedente, e non c'è nessuna considerazione diversa nei confronti dei pensionati, di chi ha lavorato una vita, di chi ha ricevuto il TFR. Ecco cosa accadrà domani in Consiglio regionale. Chiederemo di sospendere gli effetti di questa legge, siamo pronti con le nostre proposte già da giovedì, quando l'assessore verrà in commissione, perché bisogna rivedere molti criteri e molti dei contenuti di questa legge. A stretto giro di posta arriva anche la replica del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti sulla questione.
Per noi la legge non va sospesa, mi pare che sinceramente il Partito Democratico sia dalla parte dei furbetti, sia dalla parte di chi ha depositi con oltre 100.000 euro in appunto conto corrente e vuole usufruire di una casa pubblica. Chi ha i soldi per andare sul mercato privato, tra l'altro con prezzi che negli ultimi anni sono calati notevolmente, non mi pare sia il caso debba avere la tutela di un immobile pubblico. Il Presidente del Consiglio regionale rispedisce già al mittente la proposta del Partito Democratico che chiederà ufficialmente di sospendere la legge di riforma dell'ATER, una riforma necessaria, secondo Ciambetti, per colpire chi con un reddito, un patrimonio alto o molto alto non ha titoli per vivere in un alloggio popolare. Per tutti gli altri non c'è da preoccuparsi. Le ATER del Veneto sono a disposizione per valutare eventuali errori che possono succedere quando ci sono in ballo decine di migliaia di inquilini, però noi riteniamo che sia una legge giusta per far uscire i furbetti allo scoperto. Siamo a disposizione per chiarire eventuali malintesi, però ripeto, la legge è giusta, andava fatta, era da tempo che in Regione Veneto si parlava di una legge di riforma del sistema delle ATER e abbiamo fatto bene a farla. Ed ora il lupo, gli attacchi del lupo in altopiano, nella zona di Enego, l'animale arriva ad attaccare ormai anche di giorno. Le ultime immagini di predazioni arrivano dalla piana di Marcesina, Campocavallo, dove le capre questa volta sono state attaccate in pieno giorno, senza alcun timore da parte dei predatori. La situazione sull'altopiano di Asiago è di vera emergenza e questo episodio non fa che aumentare le preoccupazioni degli allevatori che nel corso di questa estate, solo in questa zona, si sono visti uccidere ben 160 capi di bestiame. Oltretutto questa predazione colpisce lo stesso allevatore che alcune settimane fa aveva già dovuto subire la strage di ben 43 animali nello stesso luogo da parte del branco che è molto attivo tra i territori di Gaglio e di Enego. La Regione aveva reagito alle critiche sostenendo che dove le reti sono posizionate correttamente e ben elettrificate le predazioni sono molto ridotte, ma in realtà i lupi che spesso le saltano le reti si sono trovati facilitati nella caccia proprio dalle barriere che si rivelano trappole mortali per gli animali. Spostandosi nella parte meridionale dell'altopiano, una predazione è registrata anche a Malga Verde e sempre a Conco i lupi 24 ore prima avevano predato un bellissimo esemplare di pecora Texel. In questo caso a Conco le reti elettrosaldate non possono essere posizionate e quindi, raccontano gli allevatori, non si possono neppure chiedere i contributi. La burocrazia che ti chiede una cosa con una mano te la toglie con l'altra nel più puro stile italico. Nel frattempo il lupo attacca, incurante degli orari, delle reti, dei tecnici della regione, delle leggi non aggiornate e degli esperti veri o presunti, e a farne le spese sono sempre gli allevatori, oltre che, naturalmente, il bestiame indifendibile. Alla Mostra del Cinema di Venezia ieri presentati i programmi, le iniziative della neonata Fondazione Film Commission del Veneto, presieduta dal nostro direttore Luigi Bacialli, e alla presenza anche del presidente della Biennale, Paolo Baratta. 3 milioni di euro già stanziati in un bando appena concluso, altri 5 milioni che saranno erogati in un nuovo bando che verrà pubblicato entro l'anno. Si presenta così, con questo portafoglio di 17 produzioni già realizzate con il primo bando, la neonata Fondazione Film Commission del Veneto. La presentazione ufficiale al Club 76 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con il saluto iniziale del presidente della Biennale Paolo Baratta. Quale occasione migliore del Festival del Cinema di Venezia? Una vetrina internazionale di altissimo livello e il Veneto non poteva in questo contesto non presentare la propria Film Commission regionale, una Film Commission nuova che è stata istituita qualche tempo fa con legge regionale e che finalmente comincia ad avere la propria operatività. La sfida è lanciata. Sarà una sfida importante, quella di attirare produzioni nel Veneto, nel nostro territorio. Sappiamo come il cinema, la fiction, tutto l'audiovisivo rappresenta un comparto, un indotto importantissimo, un'industria che crea occupazione e lavoro, oltre ad essere una forma d'arte e di comunicazione. Quindi assolutamente importante per promuovere il nostro territorio, il nostro meraviglioso Veneto. Presidente della neonata Fondazione Film Commission del Veneto, il nostro direttore Luigi Bacialli. Un momento molto importante, contiamo di diventare operativi prestissimo, questa è la prima uscita ufficiale
ed è il frutto di un grande lavoro della Regione, a partire dal Presidente Zaia, l'assessore Corazzari, tutto il Dipartimento della Cultura. Insomma, siamo molto contenti perché finora tutte le tappe di questo lungo percorso per arrivare poi all'attività vera e propria sono andate avanti molto bene. Chiari gli obiettivi. Quindi noi adesso ci aspettiamo di ottenere i risultati, soprattutto portare in Veneto il maggior numero di produzioni possibili per dare lustro a un grande territorio e a tutti coloro che anche localmente operano in questo settore. Per cui il Veneto assolutamente ha la priorità, poi ovviamente cercheremo di portare qua il maggior numero di produttori delle grandi produzioni internazionali, proprio perché qui bisogna aumentare i film, le fiction, le serie televisive che danno poi l'immagine del Veneto in tutto il mondo. A 20:10 questa sera e poi anche a Ring ovviamente la politica sotto i riflettori, a 20:10 per parlare appunto di cosa dicono i veneti del nuovo governo con Stefano Pelloni del Partito Democratico e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. E poi, come dicevamo, Ring alle 21:15, la rivoluzione di Zaia, questo è il titolo. Partiremo anche da quelle frasi, da quelle parole, lo sfogo del governatore Zaia alla festa della Lega con Selve, poi Matteo Salvini, un governo appunto che si sta formando di ora in ora, l'attesa anche per capire il voto sulla piattaforma Rousseau e le polemiche di questo, con Alessandro Bisatto del Partito Democratico, con il segretario regionale del Partito Democratico, Simone Scarabelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Enrico Zanetti, ex viceministro dell'economia, e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Quindi alle 21:15 torna Ring, il talk show del lunedì che mette la politica alle corde. È davvero tutto, vi lascio allora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Clima meno caldo ma anche un tempo più dinamico, primi segnali di un lento declino della stagione estiva. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 3 settembre. Sul Veneto, dopo il passaggio perturbato di questo inizio di settimana, il tempo tornerà a ristabilirsi, sarà dunque più asciutto e anche soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Clima gradevole più fresco con temperature minime tra i 16 e i 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia andrà meglio con ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno, salvo per innocue velature sui rilievi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, qualche addensamento sui settori alpini di confine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.